Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Giovedì 25 novembre, presso il laboratorio di Coop Services ad Este, sono stati presentati al pubblico i progetti sviluppati durante il corso Decorazione pittorica per l'architettura e l'arredo, finanziato dalla Camera di Commercio di Padova con la compartecipazione di AGC Veneto. Bozzetti e disegni hanno illustrato le ipotesi progettuali sviluppate dai partecipanti su 2 temi di decorazione pittorica di interni, un ufficio e una casa privata, usati come modelli per il corso. Com'è nato questo corso? Il corso nasce dalla necessità di formare una figura chiave che è quella dell'ornatista, che dovrebbe fare da cerniera fra l'artigiano di base, l'imbianchino nel caso specifico, e le figure superiori del decoratore pittorico. Quindi una figura che sappia progettare ed eseguire anche con mezzi propri eventualmente, ma non necessariamente, gli ornati che sono la base della decorazione tradizionale. Che cosa questo corso può darti, ecco, nella tua attività professionale? Io sono del parere che non si smette mai di imparare. A me piace apprendere qualsiasi forma di tecnica, qualsiasi forma di arte e quindi perché no, pensare poi ad un'applicazione anche futura nell'ambito della mia stessa associazione. Come sono state realizzate queste belle decorazioni? Siamo andati in azienda, abbiamo fatto i sopralluoghi e abbiamo preso tutte le misure, poi le abbiamo elaborate ognuno con un suo progetto, abbiamo sviluppato delle idee e alla fine da un tot di idee abbiamo deciso quali potevano essere le più convincenti e per esempio ne ho scelte 2 con delle variazioni di colore. Io ho optato per colori molto più caldi e per diciamo disegni geometrici, in quanto l'ambientazione è moderna. E ho giocato molto sulle sfumature, quindi che vanno dal rosso al giallo. Ho cercato appunto di rendere l'ambiente molto più accogliente, con colori che siano appunto adatti ad un'ambientazione più calda. Io mi sono basato sui colori pastellati, sul proprio essere tenue alla superficie e anche con tutt'uno con l'ambiente, insomma. Il corso, organizzato da Coop Services, si proponeva di rispondere alla domanda di operatori qualificati, provenienti dal settore del decoro architettonico e dell'arredamento, che siano in grado di proporre progetti di valorizzazione architettonica attraverso la declinazione in chiave contemporanea di stilemi desunti dai modelli della decorazione tradizionale. Competenza, questa, fortemente richiesta dal mercato.